Seconda giornata di questa 3 giorni sulle mafie in Veneto. Oggi abbiamo testimonianze dirette e anche abbiamo il coinvolgimento delle scuole, segno che bisogna cominciare e bisogna continuare a promuovere costantemente il messaggio di legalità. Sì, sì, partiamo dalle scuole perché noi abbiamo proprio un progetto legalità come sezione, è diventato un PCTO e quindi il lavoro con le scuole mai è stato riconosciuto, coinvolgiamo circa 2000 studenti all'anno in tutte le nostre attività, se possono noi li invitiamo e spero possano partecipare. Bisogna forse trovare anche un modo diverso per farli partecipare in maniera un po' più proattiva, no? Non solo rimanere all'ascolto. Oggi siamo a metà delle 3 giornate. Oggi, come ho detto, avremo dei racconti anche di altre 2 regioni attraverso questi 2 esperti giornalisti del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna, vedremo cosa succede anche in altre regioni e soprattutto abbiamo 2 testimonianze, una diretta, cioè di uno che ha effettivamente detto no alle mafie e quindi vediamo cosa significa anche dire no alle mafie, e poi anche una invece indiretta perché è una rappresentazione teatrale di chi non ha avuto coraggio di dire no subito, lo ha detto dopo o ha cercato di dirlo dopo, e anche lì avremo quale storia tragica ha dovuto vivere per poter uscire poi proprio dal circolo vizioso dell'usura in questo caso. 3 giorni sicuramente positivi. Abbiamo avuto le prime giornate molto tecniche, se vogliamo dire, con le forze dell'ordine e con le scuole. La seconda giornata che è stata molto emozionale, con queste testimonianze di attori che raccontano un evento di usura e invece anche la testimonianza di un testimone di giustizia che quindi ha vissuto il no alle mafie. Quindi questo è estremamente importante, ma soprattutto la cosa importante è stata la collaborazione che abbiamo avuto tra il sistema camerale, le forze dell'ordine e la sezione dell'Albo e anche l'Albo nazionale, e questo ci inorgoglisce e ci spinge anche a rinnovare il prossimo anno questo tipo di iniziative. Diciamo che ormai il sistema camerale e le forze dell'ordine continuano a collaborare in maniera continuativa, lo vediamo da questi 3 giorni ma anche da oggi, perché le forze dell'ordine sono sempre presenti e a fianco del sistema camerale, che in campo ambientale teniamo presente che ha tutti i dati digitalizzati del trasporto e quindi anche della produzione del rifiuto nazionale. Come Albo Gestori abbiamo costituito un sistema di software, un'app sostanzialmente, che basta che fotografino il mezzo, la targa del mezzo, e immediatamente viene fuori sul loro telefonino su quel mezzo è autorizzato a trasportare i rifiuti e quali tipi di rifiuti.